Sapore di tradizioni, olio e vino in Sicilia, questo è il tema del convegno, in corso di svolgimento presso l'Hotel La Torre a Mondello. Il focus sul ruolo strategico dei comparti vitivinicolo e olivicolo nello sviluppo del territorio. Tra gli interventi quello di Paolo Inglese, professore Università di Palermo, Gianni Giardino enologo, Gianni Monti gestione e assicurazioni agricole, Maurizio Madonia specialista in agribusiness, Marcello Orlando fondatore e CEO di Feedback, Tommaso Di Matteo direttore Sprint Sicilia, quindi l'intervento di Luca Sammartino, assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea della regione. I saluti finali saranno fatti da Massimiliano Gianzanti nella sua qualità di presidente nazionale di Confagricoltura ai lavori. Preso parte, rivolgendo un saluto istituzionale, il presidente della regione siciliana Renato Schifani. Sentiamo adesso Rosario Marchese Ragona, presidente di Confagricoltura Sicilia, sull'evento. Una giornata importantissima, grazie all'assessorato agricoltura e foreste che ha sostenuto, creduto e promosso questa iniziativa. Oggi Confagricoltura Sicilia mette in contatto degli importanti buyers con delle importanti aziende agricole del territorio per la produzione di vino e olio, due prodotti d'eccellenza del nostro territorio, due prodotti che hanno fatto la storia della nostra Sicilia. È importante fare conoscere alla distribuzione, ai consumatori, la bontà del nostro prodotto e il territorio da dove provengono. Il binomio agricoltura territorio è una cosa importante, attivare dei percorsi di enoturismo, oleoturismo è importante, è un qualcosa che Confagricoltura ci ha sempre creduto, che sostiene e che dà forza ai suoi associati. Quali sono le difficoltà degli imprenditori agricoli? Senta, i cambiamenti climatici è uno di questi, ahimè non possiamo nasconderci dietro un dito, chiaramente ne consegue la siccità, la mancanza delle acque che è un bene primario sul nostro territorio e la burocrazia. Sostanzialmente il nostro imprenditore è un imprenditore eroico, è un imprenditore coraggioso che sfida sia i cambiamenti climatici che la burocrazia. Confagricoltura sta lì per difendere il coraggio di questi imprenditori. Più volte avete sottolineato l'importazione di olio tunisino come una vera piaga per gli imprenditori siciliani. Ma è non solo olio tunisino, ma anche il vino, ma anche di tutti gli altri prodotti dell'agricoltura. Lì abbiamo sempre chiesto al governo regionale, al governo nazionale più controlli nelle frontiere, la tracciabilità del prodotto e perché no rivedere gli accordi euro-mediterranei. Presidente, cosa chiedete oggi alle istituzioni regionali? Ci sarà il Presidente Schifani e anche l'assessore al ramo? Sì, abbiamo il piacere di avere oggi il Presidente Schifani, l'assessore Sammartino, devo dire, con i quali in questi anni abbiamo ben dialogato. Continueremo a chiedere risorse per la siccità, per i laghetti collinari, affinché l'acqua arrivi nelle nostre campagne e meno burocrazia. Ecco, cosa ne pensa di questa iniziativa dove si parla di sapori di tradizione, olio e vino in Sicilia, chiaramente con un riflesso sulla nostra provincia? Un'interessantissima iniziativa volta chiaramente a far conoscere i nostri prodotti, le nostre eccellenze sia agricole che non agricole, perché attorno all'agricoltura ormai ruota tutta una serie di altre attività collegate e va sempre più diffondendosi il concetto di diversificazione in ambito agricolo. Un'interessantissima, ripeto, iniziativa che speriamo in futuro sia sempre più seguita da altri operatori. Oggi rappresentano, così come le esportazioni per chi è produttore di materia prima, uno dei temi più sensibili nella politica comunitaria ma soprattutto nella politica globale. Oggi nell'Eurozona c'è bisogno di maggiore tutela non soltanto per il nostro prodotto ma soprattutto per i prodotti che ahimè vengono importati da paesi terzi. La tutela del produttore siciliano, tutela della filiera per il garanzia del prodotto al consumatore è una battaglia che il governo regionale ha messo in campo, aumentando i controlli ma soprattutto verificando e tracciando tutta quella che è la filiera produttiva. È inaccettabile che molta materia prima arriva da paesi extrafrontalieri che non compete
alla distribuzione nei nostri mercati, non garantendo la stessa qualità, ma soprattutto non garantendo quelli che sono i controlli che nel nostro Paese devono tutelare il consumatore, ma soprattutto devono tutelare anche il rispetto dell'ambiente, per il quale vengono prodotti alimenti che oggi poi arrivano nelle tavole dei nostri consumatori. È una battaglia che continueremo a fare sia col governo nazionale ma anche in Europa, perché siamo convinti che la tutela dell'identità e delle produzioni rappresentano oggi più di ieri un sistema qualitativo che serve non soltanto ai mercati, ma serve anche a tutelare le nostre origini. Sì, se pacta sunt servanda, io avevo preso un impegno all'Agrigento di passarvi a salutare, ho cercato di farlo, lo sto mantenendo, mi scuserete sulla brevità dell'intervento ma anche della presenza, ma voi sapete che siamo molto impegnati su una manovra definita espansiva, confermata anche da tecnici, una grossa manovra finanziaria che tende ad accompagnare il processo di crescita della nostra regione. Vorrei a tal riguardo ringraziare il vicepresidente della regione Luca San Martino, che mi dà una grande mano, al di là del settore che sta occupando con grande professionalità e spirito di abnegazione. È un settore per noi strategico, un settore strategico che è fondamentale per la crescita della nostra economia ed è un settore che dà dei risultati. Un settore al quale stiamo guardando anche con attenzione, perché al di là della tutela del nostro marchio, al di là del contrasto alle contraffazioni, dei prodotti non di qualità che arrivano senza una verifica di qualità, ma stiamo guardando gli aspetti doganali, finanziari che imperversano su una situazione mondiale internazionale che è cambiata negli equilibri internazionali, equilibri di difesa militare, equilibri anche economico-finanziari. Ci siamo fatti carico di valutare eventuali influenze negative e già mesi or sono abbiamo prestato una ipotesi che adesso porremo in essere di tutela del nostro prodotto nella logica dell'eventuale limitazione dell'esportazione in presenza di nuovi dazi doganali dovessero essere imposti dagli Stati Uniti. Stiamo introducendo una misura che agevolerà i costi dell'esportazione in termini non soltanto di contributo agli interessi di debitamento, ma anche in termini di costi realmente sostenuti dai nostri soggetti imprenditori che decidono di esportare. Questo tocca a voi, ma tocca anche il prodotto finito al quale voi contribuite, perché è tutta una filiera che ne risentirebbe, è tutta una filiera che noi intendiamo sostenere. Che questa è una grande scommessa, una scommessa che avremmo potuto evitare, e cioè la sovrapposizione, l'imposizione di nuove barriere doganali, che la politica europea, la politica liberale del nostro governo, quello nazionale e quello regionale è stata sempre quella dell'apertura delle frontiere. Essere liberali, guardare al mercato, guardare all'economia, guardare all'impresa, così come stiamo facendo, e devo dire che i dati economici e i dati delle società di rating ed altro ci danno ragione. Abbiamo aumentato le entrate tributarie, è aumentata l'occupazione, aumenta il PIL, diminuisce la disoccupazione, diminuiscono i cassi integrati, aumenta la liquidità della regione siciliana. Quindi viviamo un momento che non è un momento magico, è un momento che è il frutto di una politica naturalmente espansiva, ma che guarda a che cosa? Che guarda al produttore, guarda all'imprenditore, guarda all'imprenditore agricolo, guarda a colui il quale rischia con il proprio patrimonio quella che è la propria sopravvivenza professionale, umana, familiare.